Oggi è stata siglata la convenzione tra il comitato promotore della candidatura Cortina 2019 che punta ad ospitare i mondiali di sci alpino di quell'anno e la Federazione Italiana Sport Invernali, una convenzione così come da prassi che prevede tutta una serie di impegni reciproci da qui al mondiale, non solo in fase di assegnazione, ma credo che la novità grossa sia rappresentata dal fatto che per la prima volta la Federazione Italiana degli Sport Invernali così si accolla alla spesa della tassa di iscrizione. Stiamo parlando di cifre consistenti, sono in franchi svizzeri, quindi ancora non sappiamo quantificarle con esattezza, ma appunto un segno tangibile della vicinanza della Federazione a questo progetto, e dopo i 300.000 euro che anche la Regione del Veneto ha investito su questa avventura, credo ci siano tutti i tasselli, insomma, per portare a casa questi mondiali che sono un'occasione di sviluppo del territorio, di Cortina, della montagna bellunese e della montagna dolomitica. Certamente ora la candidatura acquista ancora più forza e segna così un segno tangibile della collaborazione che esiste tra istituzioni politiche, sportive e naturalmente tutto il territorio.